anche molto differenti fra loro, tra imprese edili, metalmeccaniche, della logistica, magazzini, anche del terziario, insomma, ecco, fra cui appunto Eneco Veneto. Come società seguiamo anche alcuni ospedali, alcuni di questi insomma, ecco, in Veneto, principalmente in Veneto, per la parte non sanitaria, quindi pulizie, ristorazioni, eccetera. Tra questi ospedali c'è anche quello di Monselice, fra i primi coinvolti nell'emergenza Covid, insomma. Ancora era a fine febbraio, insomma, ormai sono passati più di 2 mesi, insomma. Su questo non mi dilungo. Una considerazione però, ecco, abbiamo vissuto direttamente delle modalità di gestione dell'emergenza anche molto diverse fra loro da parte dei vari enti coinvolti. Questa deve essere una prima considerazione che insomma voglio trasmettervi. Le risposte locali all'emergenza, a volte molto differenti. Ecco, non so se qualcuno di voi ha avuto esperienza di regioni differenti, insomma, ecco. La Lombardia, il Veneto, al centro Italia, al sud Italia, ogni regione, anche confinanti fra loro, a volte hanno emesso ordinanze molto distanti, molto diverse fra loro, quindi quarantene in ingresso, in uscita, divieti e così. Questo per un primo messaggio, ecco, l'informazione. Io l'ho chiamato il punto zero perché insomma ecco, è alla base di tutto, l'informazione in vari versi. Beh, per prima cosa, appunto, l'informazione da parte dei datori di lavoro o comunque delle figure apicali in un sistema di prevenzione aziendale, informazione quindi vuol dire conoscenza di quelli che sono le varie misure nazionali, regionali, ancora di più addirittura internazionali. Abbiamo avuto a che fare con un'azienda che lavora ancora in questi giorni, anche insomma ecco, si è quasi mai fermata in Austria, e anche lì quindi tutta la legislazione specifica. Ma insomma rimaniamo in Italia, decreti nazionali che anche qui insomma ecco, vengono sformati insomma comprensibilmente molto frequentemente, ma anche appunto attenzione all'ordinamento regionale. Dove raccogliere queste informazioni? Beh, naturalmente dai siti istituzionali, quindi governo, Ministero della Salute in primo luogo, Istituto Superiore di Sanità, OMS, INAIL e appunto Regioni. Cosa ci sarà, diciamo, quale sarà la base di questo webinar? Naturalmente il protocollo, questo protocollo condiviso delle misure di contrasto e contenimento del Covid è stato ufficializzato il 14 marzo, pochi giorni dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11, no? Che ha appunto determinato la chiusura in tutto il territorio nazionale di gran parte delle attività lavorative. Ecco. Qualche giorno dopo è stato emesso questo protocollo condiviso tra governo e parti sociali, che appunto è stato richiamato naturalmente anche nell'attuale decreto del 10 aprile, al comma 10 dell'articolo 2 viene proprio richiamato il protocollo del 14 marzo, dove appunto si dice che le imprese attualmente in attività devono rispettare questo protocollo, le imprese che apriranno invece al 4 maggio o successivamente, allo stesso modo dovranno rispettare questo protocollo, o meglio il suo ultimo aggiornamento. Proprio venerdì pomeriggio è stato emesso insomma con un'integrazione del protocollo del 14 marzo, per carità non va a stravolgerlo, quindi chi conosce già il precedente, chi insomma sta già lavorando conosce quel protocollo, e quindi insomma comunque invito, lo vedremo insieme questo nuovo protocollo. Naturalmente per chi aprirà a breve vale quest'ultimo protocollo, che resterà per un buon periodo, insomma, ecco, parliamo di emergenza e tutti sapete che, insomma, ecco, avremo a che fare con il Covid, nessuno può dire per quanto, ma di sicuro non per poche settimane. Prima di vedere il protocollo, alcuni altri riferimenti. Il primo è un documento tecnico dell'INAIL, è stato emesso un paio di settimane fa, forse anche meno, insomma, una decina di giorni fa, e sulla base di questo documento tecnico, linee guida dell'INAIL, è stato aggiornato il protocollo che vedremo. È un documento interessante che vi invito, non riusciremo a approfondire, magari lo apriamo al volo. Ora, la seconda parte ci sono appunto le misure da adottare, che poi in alcuni casi vengono proprio ricopiate e le ritroviamo nel protocollo.
La prima parte invece è una classificazione delle varie attività in base alle classi di rischio. Vi faccio vedere magari subito il documento, almeno soltanto un suo estratto. Ok, questo è questo documento tecnico dell'INAIL, dove essenzialmente c'è una valutazione dei rischi, o meglio del rischio Covid, così come un qualsiasi DVR, ecco, soltanto che non considera la probabilità e la gravità e il danno, perché insomma del danno, della gravità c'è poco da dire, insomma, ecco, sappiamo bene con i vari bollettini qual è insomma, ecco, la gravità che il Covid determina. E la probabilità invece è diciamo, calcolata in base a questi tre criteri, insomma, ecco, esposizione, prossimità e aggregazione. Ecco. Ora non riusciremo a approfondirlo, comunque sulla base di questi tre aspetti ci sono delle scale e quindi una matrice con di conseguenza una classificazione. Quindi qualsiasi attività, sono riportate poi in allegato tutte le attività, queste insomma soltanto a grandi linee, tutte le attività sono classificate come basso, medio-basso, medio-alto o alto. Un altro riferimento sono invece le linee operative, insomma le indicazioni operative della Regione Veneto. Anche queste siamo arrivati alla revisione 10 all'11 di aprile, attualmente sono ferme, in passato venivano aggiornate se non quotidianamente quasi. Ecco, anche qui prenderò soltanto degli spunti, anche perché insomma, ecco, non so se tutti sono in regione e anche perché la Regione Veneto, come altre regioni, si sta già attivando, insomma, ha già quasi superato queste indicazioni, ad oggi sono ancora quelle valide, comunque c'è già un progetto per la famosa fase 2 che prevede un manuale della riapertura e un progetto pilota sulla base del quale poi aggiornare questo manuale. Ma insomma io farei un rapido accenno a quello che è il virus di cui stiamo parlando, per poi dare diciamo, dei capisaldi di quello che è il protocollo e poi entrare nello specifico a vedere quello che riusciamo a vedere nel tempo che ci rimane. Tanto Covid-19, ecco, spesso viene chiamato così il virus, in realtà il Covid-19 è il Coronavirus Disease 2019, quindi è la malattia che appunto si è presentata in dicembre 2019 in Cina. Il nome del virus è SARS-CoV-2, ma insomma ecco, poco cambia, non ci soffermiamo sul nome. Ci soffermiamo soprattutto sulle caratteristiche di questo virus. Al primo posto l'alta contagiosità. Sappiamo appunto intanto i numeri ufficiali, e già questi fanno paura. Sappiamo bene che sono da moltiplicare per un coefficiente 2, 3, 5, insomma, ecco, non si sa, ma di sicuro il numero di positivi è ben superiore al numero di dati ufficiali. Insomma. La parte della famiglia dei coronavirus, appunto da questo nome, da quella che è l'immagine simile a una corona dal microscopio, ci sono stati in passato, vedi appunto la SARS di un po' di anni fa, virus analoghi anche più letali del Covid-19, ecco, che però appunto bilancia questa caratteristica con un'elevatissima contagiosità. Quindi, ok, la letalità, insomma, ecco, sappiamo bene un gran numero di asintomatici positivi, quindi persone che non sanno nemmeno, insomma, di essere positivi fino a quando, insomma, ecco, non effettuano il tampone, quindi non hanno nessun tipo di sintomo. Questo però appunto ha portato ad un'alta contagiosità, quindi persone senza saperlo che appunto hanno contagiato familiari, amici, colleghi, insomma, persone con cui sono venute a contatto e in questo modo hanno poi causato anche problemi gravi. Ecco, sottolineo questo non soltanto per persone con patologie pregresse e così via. Il Covid-19 ha creato grossi problemi di salute, terapia intensiva e anche decessi, anche a persone sane, senza alcun tipo di problema. Ecco, quindi ok gli asintomatici, ok tutto quello che vogliamo, non ci dimentichiamo però che appunto non si può scherzare con un virus del genere. Insomma.
Veneto è un virus respiratorio, quindi la via primaria di diffusione sono le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite saliva, tosse, starnuti, quindi naturalmente chi ha dei sintomi, è evidente con un colpo di tosse o uno starnuto è più facile la diffusione, però non ci dimentichiamo goccioline del respiro, quindi anche senza alcun tipo di sintomi, in uno spazio chiuso, delle persone che respirano emettono queste goccioline e quindi la persona a fianco che le respira può contagiarsi. Questa è la maniera diretta, insomma. Anche tramite contatti diretti personali, quindi scambio di, diciamo, strette di mano, o comunque anche in maniera indiretta. Quindi toccando con le mani, ecco, ora sui tempi di permanenza del virus, sulle superfici, anche lì rimando ai siti dell'OMS, dell'Istituto Superiore di Sanità. Comunque, ore, giorni, sicuramente è una possibile forma di contagio, anche la permanenza sulle superfici, quindi poi con le mani che tocchiamo queste superfici infette, inavvertitamente, involontariamente, tocchiamo bocca, naso e quindi rischiamo appunto il contagio. Questo perché quindi il primo, diciamo, titolo da non dimenticare: limitare le occasioni di contatto. Questo è proprio il filo rosso che collega tutto, insomma, dall'inizio alla fine il protocollo, ma insomma tutti i decreti che stiamo vedendo, quindi ne abbiamo sentito ogni giorno parlare. In azienda non ce ne dobbiamo dimenticare, dobbiamo continuare a mantenere questa linea fissa, limitare le occasioni di contatto. In che modo? Al primo posto smart working. Siamo qui anche a distanza, è il miglior modo, insomma, ecco, per limitare le occasioni di contatto. Insomma. Per quello che riguarda quindi l'attività lavorativa, vale e resta, rimarrà questo principio. Tutto ciò che può essere svolto in smart working è bene che continui ad essere svolto in questa modalità. Evitare poi l'organizzazione e partecipazione a incontri collettivi, soprattutto in ambienti chiusi, privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza. Questi strumenti che stiamo utilizzando anche oggi, sicuramente ne avremo a che fare per un bel po'. Ecco, poi magari scopriremo che sono anche comodi, fanno risparmiare tempo, viaggio e così via. Insomma, ecco, in questo momento sono sicuramente una linea fondamentale. Incontri, riunioni, anche qui privilegiare collegamento da remoto. Regolamentare l'accesso a spazi comuni, quindi spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione e allo svago, qui vedremo tutta una parte dedicata agli spazi comuni appunto. La turnazione dei dipendenti, anche questo con l'obiettivo di ridurre il numero di presenze in contemporanea. Quindi appunto, qualora ci siano le condizioni, una turnazione, quindi magari 4 giorni a settimana, insomma 2 giorni a settimana in un ufficio lavorano appunto in smart working e viceversa i colleghi sono in sede e poi si scambiano. In questo modo appunto si limitano le occasioni di contatto, si riduce il numero di presenze in azienda. Un'altra indicazione del protocollo è quello di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. In che senso? Cioè creare delle squadre di lavoro che qualora ci sia, sicuramente ci sono stati, noi ne abbiamo esperienza diretta, molte aziende hanno avuto per fortuna asintomatiche, insomma comunque qualora dovesse presentarsi in azienda una positività, ecco, è possibile individuare tramite la realizzazione di questi gruppi autonomi, quindi colleghi, piccoli gruppi, 3-4 persone, naturalmente in base alla realtà lavorativa, ecco, è possibile subito individuare possibili contatti stretti, quindi persone che hanno avuto contatti stretti con questa persona positiva e quindi persone che andranno in quarantena preventiva. Ecco, se si riescono ad evitare completamente i contatti stretti, insomma ben venga naturalmente. Però qualora non è possibile, ecco, l'indicazione del protocollo è quello di creare questi gruppi in modo tale da facilitare anche la comunicazione all'autorità sanitaria e subito dire chi sono i colleghi che dovranno andare in quarantena preventiva. Sapete, o comunque insomma ecco,
attualmente la situazione è questa: qualora ci sia un lavoratore positivo, perché appunto viene a conoscenza in famiglia, piuttosto, quindi positività vuol dire tampone positivo. Ad oggi anche i vari test serologici non sono sufficienti a determinare la positività. Poi magari, se volete, approfondiamo anche questo punto, ma magari intanto procediamo perché il tempo corre. Quindi dicevo, ecco, questa è una possibilità. Qualora ci fosse un positivo in azienda, bisogna individuare i colleghi con cui ha avuto contatti stretti, e questa è la definizione di contatti stretti, presa dalle indicazioni della Regione Veneto. Comunque queste sono delle indicazioni a livello nazionale, anzi internazionale. Ho tolto ciò che non riguarda l'ambiente puramente lavorativo, quindi personale sanitario, piuttosto che viaggi in aereo e quant'altro. Ho mantenuto queste che sono le indicazioni di contatto stretto. Quindi chi ha avuto contatto stretto con una persona positiva deve andare in quarantena per 14 giorni. Quindi quarantena preventiva in casa, naturalmente non recarsi al pronto soccorso, mantenere monitorata la propria situazione, perché può essere un asintomatico, può essere quindi che nel tempo invece compaiano febbre oppure comunque sintomi influenzali, e comunque sentirsi con l'autorità sanitaria per aggiornamenti. In primo luogo sentirsi con il proprio medico di base, insomma. Quindi ci sono alcune indicazioni per individuare questo contatto stretto. Se passati 14 giorni i colleghi, insomma, ecco, di questa persona positiva non hanno avuto alcun tipo di sintomo, allora tramite sempre il medico di base è possibile il loro rientro, insomma, ecco, in azienda. Per invece la persona positiva ci dovrà essere una certificazione di negatività. Ecco, questo è un aggiornamento, insomma, ecco, una nota del nuovo protocollo appunto di venerdì. Questo certificato di negatività al rientro in azienda per una persona positiva è assicurato tramite il doppio tampone negativo, ma insomma, ecco, quello interessa sapere relativamente, insomma, ecco, come viene rilevato. Ora qui ci sono delle indicazioni, metri, minuti, sono delle indicazioni, quindi cosa vuol dire? Non si può stare lì con il cronometro o con il metro a misurare, ma io ho parlato con questa persona 10 minuti o 5 o cose, insomma, ecco. Qualora ci sia anche un dubbio, naturalmente è la direzione aziendale che individuerà i contatti stretti, d'accordo con l'interessato, insomma, ecco. Chi andrà a definire, insomma, ecco, tutto ciò che riguarda questa attuazione del protocollo? Corro un attimo, prendo in mano subito il protocollo, eccolo qui, e vado all'ultimo punto. Eccolo qui, sono già qua. Dove, quindi questo è il protocollo, dopo lo vedremo, ma subito vediamo quello che è il comitato che deve essere costituito in azienda. Questo comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo. Quindi ci deve essere anche rappresentanze sindacali, RLS, chi altro? Beh, sicuramente il datore di lavoro o un suo delegato, insomma, ecco, un dirigente per la sicurezza, il preposto, insomma, ecco, un direttore operativo, l'RSPP, il medico competente. Ecco, più o meno, per darci un'idea, non ci sono indicazioni su questo, a parte, ripeto, RLS e rappresentanze sindacali. Però chi è nell'articolo 35, quindi nella riunione periodica, è bene che ci sia, insomma, magari qualcuno in più, è bene che faccia parte di questo comitato. Cosa deve fare questo comitato? Beh, probabilmente è già attivo se l'impresa sta attualmente lavorando, tramite appunto informazioni, mail, telefonate, call, organizza appunto, ha il compito di organizzare, oppure organizzerà a breve, quello che è il protocollo aziendale. Cioè, sulla base di questo protocollo nazionale ognuno dovrà evidentemente calarlo sulla propria realtà. Quindi il datore di lavoro, insomma, in primis, con l'appoggio di questo comitato RSPP medico, dovranno appunto predisporre una serie di misure sulla base di queste linee. Ok, limitare le occasioni di contatto, insomma, ecco il must.
Quindi evitare che ci siano persone in contemporanea in azienda, quindi uno sfasamento temporale, ok, prima in base ai turni, in base alla rotazione, smart working, ok, capiamo bene che raramente, insomma, comunque non sempre è possibile applicarlo. Qualora non è possibile quindi uno sfasamento temporale, ci vuole uno sfasamento spaziale, quindi una distanza interpersonale. Devono esserci presenti necessariamente per proseguire le attività queste persone, devo assicurarmi almeno 1 metro di separazione. Questo è il minimo. Anche in questo caso, ripeto, non si sta lì con il metro, 90 centimetri, 1,5 metri. Ecco. Sappiamo che queste sono le indicazioni, quanto più riusciamo a rispettarle, quanto più riusciamo meglio ad allontanare, insomma, ecco, a distanziare le persone, tanto meglio. Inevitabilmente questa distanza interpersonale porterà a una riorganizzazione degli spazi di lavoro, quindi bisognerà sicuramente in molti casi, ecco, anzi secondo me saranno poche, insomma, ecco, le aziende dove davvero non dovranno fare nulla, sono già a posto, dovranno appunto riorganizzare gli spazi di lavoro, le postazioni di lavoro, non solo, anche gli spazi comuni, mense, punti di ristoro, spogliatori. Per ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere trovate soluzioni innovative, ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate fra loro e l'introduzione di barriere separatorie, quindi pannelli in plexiglass, mobili, insomma qualcosa per appunto rispettare questa fondamentale distanza interpersonale. Negli spazi comuni c'è anche una sezione del protocollo dedicata a questi, quindi anche qui rispettare questa distanza interpersonale e assicurare anche una ventilazione continua degli ambienti, una turnazione della fruizione, un tempo ridotto di permanenza con adeguato distanziamento e una sanificazione periodica, una pulizia giornaliera. Ecco, naturalmente quanto più i numeri del personale e delle maestranze aziendali sono importanti, tanto più sarà appunto difficile una turnazione, il tempo ridotto di permanenza. Insomma, comunque anche in questi casi aziende già operative ci si è organizzati in questo modo. 2-3 turni in pausa pranzo, in mensa, naturalmente ridotti nel tempo, distanze interpersonali, quindi magari una postazioni messe a scacchiera per evitare che nessuno stia di fronte all'altro e con appunto un adeguato distanziamento anche laterale, e poi fra un turno e l'altro la sanificazione appunto dei tavoli e di tutto il resto. Nella gestione di entrate e uscite all'interno degli spazi comuni, ma in generale in azienda, favorire orari scaglionati e laddove è possibile prevedere una porta di entrata e una di uscita separata. Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno dell'azienda, sempre nel rispetto delle indicazioni aziendali. Il terzo punto, quindi, dopo il punto 0, l'informazione, ecco, sia per il singolo lavoratore, diciamo cittadino, che ancora di più per datori di lavoro e dirigenze aziendali. Il punto 1, la limitazione, no, dei contatti. Poi il punto 2, il distanziamento interpersonale, pulizia e sanificazione. Anche questo è un punto fondamentale. Il protocollo parla di una pulizia giornaliera a fine turno, ripeto, anche qui minimo, può essere anche più volte durante, insomma, il turno, e una sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro, quindi principalmente tutto ciò che è appunto a contatto con le mani, insomma, ecco, quindi maniglie, tastiere, appunto, pulsantiere, piani di appoggio, ecco. Sanificazione periodica, anche qui, che periodicità? Beh, qui il comitato, visto prima, dovrà stabilire, insomma, con che periodicità, se giornaliera, se appunto anche più volte, penso alla mensa, no? È stata prima, più volte durante la giornata, oppure ogni 2 giorni, 3 giorni, insomma, ecco, dovrà, con un pensiero dietro, stabilire una periodicità. Come effettuare questa sanificazione? Anche qui indicazioni principalmente dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità stabiliscono come farla questa sanificazione.
con una soluzione diluita, ipoclorito di sodio, tra lo 0,1 e lo 0,5%, oppure in alternativa etanolo al 70%. Quindi parliamo di ipoclorito, la candeggina comune di casa ha una percentuale 10 volte superiore a quella prevista, quindi intorno all'1-5%, per ottenerla, se qualcuno, insomma, ecco, vedo che molte aziende si stanno anche muovendo in questa direzione, è sufficiente con 1 litro di candeggina diluirla in 10 litri e poi naturalmente gestirla con appositi dispenser, un'etichetta, il pittogramma di prodotto pericoloso, insomma il punto esclamativo per capirsi, perché comunque insomma, per quanto la diluizione è molto bassa, e poi delle indicazioni al personale che effettuerà questa sanificazione se vuole, insomma, se l'azienda, se il comitato stabilisce una sanificazione interna, insomma, ecco. Potrebbe essere prevista, no, una sanificazione di una ditta specializzata ogni 3-4 giorni, insomma 2 volte a settimana, e del personale però adeguatamente formato con gli strumenti giusti che effettui una sanificazione magari giornaliera se appunto è necessaria questa indicazione, o altrimenti insomma alcol etilico al 70%. Beh, abbiamo visto pulizia e sanificazione. La pulizia essenzialmente è la rimozione dello sporco visibile, no? Quindi principalmente rimozione manuale o meccanica, eventualmente con acqua o sostanze detergenti. La sanificazione invece prevede necessariamente un prodotto chimico detergente che appunto elimini o comunque insomma il più possibile qualsiasi batterio o virus in questo caso. Ultimo punto, non è a caso l'ultimo perché davvero deve essere l'ultima spiaggia, insomma, ecco, l'utilizzo dei DP. Dispositivi di protezione individuale sono sempre stati, no? Sono sempre stati quando non c'era più alternativa, non c'è più possibilità di organizzare in maniera diversa gli ambienti, organizzare in maniera diversa il lavoro, allora i DP. Anche in questo caso viene confermata questa logica. Quindi qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro, non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione, i guanti, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Mascherine quali? Va bene, si tratta di misure complementari, non in sostituzione, l'abbiamo già detto, insomma, ecco, l'ultima spiaggia, qualora non posso rispettare il metro, o ripeto, anche qui un'azienda può decidere, io rispetto anche il metro, ma l'ambiente è piccolo e insomma, preferisco insomma, far sì che gli operatori qui coinvolti, anche per magari per lo sforzo, per un'attività insomma, che richiede sforzo e quindi insomma, ecco, un affanno maggiore, ecco, può essere previsto l'utilizzo dei DP. Mascherine, abbiamo detto, non soltanto mascherine FFP2 e FFP3, ma anche chirurgiche. Questi decreti legge appunto di marzo scorso confermano come le mascherine chirurgiche sono appunto qualora si è impossibilitati a mantenere la distanza di 1 metro, sono considerati DP. Quindi non soltanto FFP2 e FFP3 rispondenti alla UNIEN 149, ma anche mascherine chirurgiche che rispondono comunque, in quanto presidi appunto medico-chirurgici, ad una specifica norma tecnica. La riporto qui. Però, insomma, in questo caso sono anche considerati IP a tutti gli effetti e quindi possono essere utilizzati in azienda. Non è detto che siano marcati CE perché? Allora, entrambe le norme prevedono la marcatura, ma vista la situazione di emergenza, è prevista insomma dallo stesso decreto legge, ecco qui, possono essere utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Questa verifica alla fine è passata all'INAIL che aggiorna, questo è l'aggiornamento di settimana scorsa, comunque aggiorna periodicamente nel suo sito appunto i DPI anche non marcati CE che possono essere considerati in azienda. Quindi è una validazione straordinaria e c'è quindi il tipo, la tipologia del prodotto, il nome del produttore e anche un'immagine insomma, ecco, del DP, principalmente mascherine, c'è anche qualche occhiale, insomma, ecco, che possono essere considerate appunto in azienda. Ok, adesso vedo che... Allora, andiamo direttamente eccolo qui, il protocollo
condiviso di cui abbiamo parlato. Questa è l'ultima versione, abbiamo fatto bene i calcoli quando abbiamo programmato oggi pomeriggio, insomma, questo webinar, perché ci aspettavamo un aggiornamento ed è arrivato proprio venerdì pomeriggio. Quindi, insomma, ecco, vi lascio tutta la parte iniziale, comunque, insomma, ecco, ho sottolineato io, ecco, le parti più su cui soffermarci, ecco. Intanto questa nota, che è una introduzione rispetto alle versioni precedenti. Allora, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurano alle persone adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del protocollo determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Ora, se a mio parere basta, insomma, ecco, il pensiero di un possibile positività in azienda, o addirittura un possibile focolaio in azienda per far sì, insomma, fare tutto il possibile per il rispetto del protocollo. Comunque, se non basta, gli SPISA si sono già attivati, e anche altri enti di vigilanza, per le attività di sopralluogo nelle aziende attualmente aperte, e quindi, insomma, ecco, questa è la misura, insomma, ecco, la sospensione dell'attività che possono immediatamente attivare qualora non vengono rispettate queste indicazioni. Quindi io consiglio di prendere questo protocollo in mano, è appunto aggiornato a venerdì pomeriggio, quindi insomma per un po' resterà lui il principale riferimento. Sono, vedete, 15 pagine, insomma, ecco, 13 punti da analizzare punto per punto e applicare in azienda. Ecco, quindi noi faremo una carrellata adesso fin dove arriviamo, perché siamo già, insomma, ecco, vicini, però insomma, ecco, i caposaldi li abbiamo già visti prima, insomma, ecco, quindi insomma ci tenevo a dirvi subito quello che troveremo adesso. Insomma, ecco, iniziamo a vedere quello che c'è. Una premessa dove appunto al primo punto viene confermato il massimo utilizzo di smart working, sospese attività dei reparti non indispensabili alla produzione, protocolli di sicurezza anticontagio, quindi dove appunto poi il comitato del punto 13 dovrà condividere, attivare e verificare, e dove non è possibile la distanza interpersonale, ad attivarsi con strumenti di protezione individuale, DPI, ecco. Quindi insomma, ecco qui la limitazione dei contatti, la distanza interpersonale, i DPI, insomma, ecco i punti principali che abbiamo visto prima. Ed ecco anche l'altro, incentivare operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro. Limitate al massimo gli spostamenti all'interno dei siti, contingentato l'accesso agli spazi comuni. Queste misure, l'ho anticipato io, ma lo conferma, insomma, il protocollo, sono da integrare con altre equivalenti o più incisive, secondo le peculiarità della propria organizzazione. L'informazione, ecco, abbiamo citato i principali riferimenti, ma quali informazioni trasmettere? Allora, obbligo di restare a casa se appunto si ha febbre oltre i 37 gradi e mezzo. Anche qui alcune aziende possono attivarsi anche per ridurre il limite, insomma, a 37, come ho sentito che qualcuno sta facendo. Non fare ingresso in azienda se si è avuto un contatto stretto con una persona positiva al virus nei 14 giorni precedenti. Ecco, questo anche l'abbiamo già accennato. Queste informazioni a chi sono da dare? Tutti i propri dipendenti di sicuro, anche a chiunque entri in azienda. Ecco, nell'81, insomma, chi ha a che fare con la sicurezza sa che raramente si trova la parola informazione da sola, ecco. Di solito è affiancata a informazione e formazione. Ora capite bene che anche il protocollo stesso conferma come tutti i corsi di formazione sono sospesi, ad eccezione di quelli online, naturalmente, e quindi, insomma, ecco, ci si è fermati all'informazione, che può avvenire tramite, appunto, dei piani informativi, mail, quindi cartellonistica. Certo, bisognerà anche, appunto, con qualche azienda, insomma, ci siamo già attivati alla formazione del personale, soprattutto per chi magari effettuerà quelle operazioni di sanificazione o piuttosto gestirà gli accessi, quindi una portineria, oppure insomma chiunque. Ecco, sapete che la formazione secondo l'81 e secondo poi l'accordo Stato-Regioni va
ripetuta, no? Ogni 5 anni l'aggiornamento, ok, ma soprattutto va ripetuta quando ci sono delle variazioni significative dell'organizzazione aziendale, del contesto, no? Insomma, ecco, quindi sviluppi tecnologici e quant'altro. Ora, cosa più, diciamo, impattante in un'azienda di questa emergenza Covid prevede una formazione. Ecco. Quindi il protocollo non ne parla e noi ci stiamo attivando sia appunto anche direttamente con ENAIP per fornire intorno a metà maggio, insomma, ecco, poi magari nel sito troverete maggiori informazioni, per appunto fornire questa formazione per lavoratori, naturalmente sempre online, ma anche per datori di lavoro, dirigenti, insomma preposti, ecco. Naturalmente legata alla gestione del Covid, insomma, ecco, non parlo neanche più di emergenza perché, ripeto, ne avremo a che fare per un po', ecco. Alcuni parlano di anche un anno, insomma, ecco, ancora nessuno lo può dire, dipenderà principalmente dai tempi del vaccino e quindi, insomma, ecco. Ok, poi insomma, ecco, sull'informazione, quindi punto 2, modalità di ingresso in azienda, l'abbiamo detto non oltre i 37 gradi e mezzo, ecco, l'azienda, il personale potrà essere sottoposto a controllo della temperatura, quindi potrà, non è obbligatorio, c'è chi si sta attivando, insomma, ecco, anche con telescanner che quindi a distanza possano misurare la temperatura, o altrimenti, insomma, ecco, se il flusso non è impegnativo, anche con termometri, insomma, ecco, a distanza. Ecco. E non bisogna però cedere ad una falsa sicurezza, insomma, ecco. Abbiamo già detto, lo ribadiamo, la sintomaticità. Quindi non è sufficiente dire, boh, ho fatto il controllo a tutti, addirittura ho visto che nessuno ha neanche 37 di temperatura, sono a posto. No, potrebbero esserci positivi asintomatici, o addirittura persone che hanno contratto il virus da pochi giorni e quindi magari nei giorni successivi avranno anche delle sintomatologie, ma nei primi giorni sicuramente no. Qualora una persona durante l'attività lavorativa abbia appunto dei sintomi influenzali oppure gli salga la febbre, c'è anche una procedura specifica sulla gestione, quindi gestione di sintomatici. Sicuramente l'isolamento, la fornitura di mascherine, non recarsi al pronto soccorso, ma appunto contattare il medico curante e seguire le sue indicazioni. C'è una sezione in fondo dedicata anche a questo. Naturalmente divieto di accesso a chiunque, quindi personale o terzi, abbia avuto contatto con una persona positiva negli ultimi 14 giorni. L'abbiamo già detto. Questi segni gialli in realtà li hanno lasciati diciamo, il decreto, perché questi sono 2 punti inseriti nell'ultima versione. Va bene, io proseguo, poi magari tra un po' facciamo vedere un po' di domande. Quindi modalità di accesso dei fornitori esterni, quindi intanto valgono le cose appena viste, quindi eventualmente la possibilità di misurare la temperatura, comunque l'indicazione di divieto di accesso in azienda se si è avuto un contatto stretto con una persona positiva, ridurre in generale il contatto con il personale, quindi se magari in passato il fornitore o anche insomma ecco, il manutentore accedeva in ufficio e quant'altro, possono esserci delle modalità per schermare, insomma per ridurre i contatti. Con i trasportatori, ove è possibile rimanere a bordo, se invece è necessaria la discesa dell'autista, rispettare la distanza di 1 metro. Non c'è scritto nel protocollo modalità di accesso l'obbligo di mascherine. Va da sé che un'azienda può prevedere insomma questo ulteriore obbligo. Ok, l'autista rimane a bordo. Ok, se proprio deve scendere si mantiene distante appunto almeno 1 metro. Nonostante tutto io posso comunque obbligare l'autista a scendere con mascherine e guanti. Poi c'è un bivio, se l'autista non ha appunto questi DP, beh, o si gira e se ne torna a casa, oppure glieli fornisco io, quindi vuol dire che insomma devo avere una disponibilità di questi DP, sto fornendo DP ad un lavoratore di un'altra azienda, ma insomma ecco, è una considerazione da fare e quindi insomma ecco, il comitato è giusto che faccia, anche questo. Servizi igienici dedicati, quindi divieto di utilizzo di quelli del personale,
Se un manutentore accede in azienda e successivamente risulta positivo, l'azienda deve essere appunto subito informata di di questo avvenimento, proprio per individuare gli eventuali contatti stretti, magari il manutentore interno che lo ha accompagnato, magari che è stato con lui nel locale tecnico per la manutenzione e così via. Pulizia e sanificazione, quindi giornaliera, la pulizia e la sanificazione periodica. C'è tutta una procedura da seguire secondo una circolare in caso di una positività al Covid-19 in azienda, quindi i locali in cui appunto questa persona è stata dovranno essere sanificati secondo questa circolare a cui rimando, ed ecco qui insomma ecco quello che abbiamo già visto. Una indicazione aggiuntiva alla riapertura, una sanificazione straordinaria. È prevista nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui sono registrati casi sospetti di Covid, nulla vieta a qualsiasi azienda all'apertura del 4 maggio di effettuare questa pianificazione straordinaria, sempre nel rispetto della circolare di cui prima. Precauzioni igieniche e sanitarie, insomma, ecco qui ormai note a tutti. Il virus, insomma, ecco, ha una membrana lipidica, quindi grasso, quindi anche il sapone comune detergente è sufficiente ad eliminarla, bisogna però appunto raccomandare la frequente pulizia con acqua e sapone. Quindi magari anche delle immagini, insomma, ecco, delle indicazioni su come effettuare questa pulizia. Sui DP, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanze interpersonali minori di 1 metro, ecco qui appunto mascherine e altri DP. Rimanda in questo caso ai 2 decreti legge numero 9 e numero 18 che abbiamo visto in velocità prima, che insomma, per farla breve, equiparano le mascherine chirurgiche ai DP, quindi possono essere anche queste utilizzate in azienda. Ecco. Non altro tipo di mascherina, vedi quelle che vengono consegnate da regioni o protezione civile e quant'altro, se non rispettano queste caratteristiche, FFP2, P3 o mascherine chirurgiche. Indicazioni per quello che riguarda la gestione degli spazi comuni, insomma, ecco, li abbiamo già accennati, la turnazione, tempo ridotto all'interno, sanificazione. E poi il punto 8, ecco, magari mi fermo qui, perché, insomma, secondo me il punto 8 è uno dei più importanti, insomma, ecco, dove si dice quello che sono le indicazioni principali. Vabbè, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione, o comunque di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante smart working. Turnazione dei dipendenti per diminuire al massimo i contatti, di nuovo smart working. Il lavoratore a distanza, insomma, c'è da preferire. Qualora non è possibile, distanziamento sociale, anche attraverso la rimodulazione degli spazi di lavoro. Se ci sono uffici inutilizzati, sfruttarli, magari appunto aree a deposito, insomma, magari ritagliare, individuare una postazione lì, insomma, ecco, cercare appunto di metter mano e di verificare ogni postazione di lavoro su questa distanza interpersonale. Orari differenziati, evitare aggregazioni sociali anche nel ritorno a casa, insomma, negli spostamenti, gestione entrata e uscita, insomma, con questo, ecco, sul divieto di formazione a parte online abbiamo già anticipato, ridurre spostamenti interni, evitare il più possibile riunioni. Ecco, questi sono un po' come appunto gestire una persona sintomatica, io mi fermo. Ecco, la sorveglianza sanitaria, anche qui, coinvolgere il medico competente per eventuali fragilità, insomma, in situazioni in cui il medico competente non ha un compito facile, insomma, ecco, perché viene chiamato in prima persona, insomma, comunque eventualmente lo approfondiremo in un secondo momento. Torno qui, vediamo se ci siamo, insomma, ecco. Allora, ho preso questa a caso, poi magari torno indietro e leggo le prime. Sulla privacy, allora anche qui richiamo subito, riprendo il protocollo, perché effettivamente la gestione della misurazione della temperatura può essere un problema. Anche qui rimando a questa, eccola qui, proprio la prima nota del documento a pagina 6, insomma, ecco, riporta proprio la gestione della privacy.
Quindi si suggerisce intanto di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito, se va tutto bene. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento del 37 gradi e mezzo, qualora appunto è necessario appunto giustificare, documentare il perché la persona non è stata fatta entrare. Quindi, qualora ci sia una positività, allora registrarla, ecco. Fornire informative, insomma, ecco, quindi consiglio, insomma, ecco, l'approfondimento di questa nota per quello che riguarda la privacy. Torno un po' su. Lavoro per sé. Su questo sono d'accordo, insomma, ecco, vedete tutte le note, sto leggendo questa, su una persona appunto che definisce, la procedura definisce fragile, il coinvolgimento del medico competente, insomma, ecco, è a lui l'ultima parola, insomma, ecco, comunque deve essere coinvolto tramite appunto il cosiddetto comitato, che comunque, insomma, ecco, confermi, sì, l'utilizzo della mascherina è sufficiente, insomma, ecco, bisogna che si entri nel merito della patologia, insomma, ecco, della difficoltà che sia la persona. Va bene. (0,1% di cloro, sì, 0,1-0,5. Sulle FFP1 vanno bene anche quelle. Non si parla di FFP2 e FFP3, quindi sapete che tra la FFP1 cambia, diciamo, la capacità filtrante. Con l'FFP1 intorno all'80%, con l'FFP2 95% fino ad arrivare al 98% FFP3. Io non starei tranquillo con l'FFP1, insomma, ecco. Sì, il protocollo, beh, basta digitare protocollo ambienti di lavoro 24 aprile e lo trovate. Non credo sia allegato, è uscito il 24, ma ripeto, lo trovate facilmente. Sì, addirittura è allegato, va bene. Ecco, per il cantiere non ho detto nulla. Il protocollo, sia quello del 14 marzo, poi è stato, diciamo, fatta una versione specifica per i cantieri, qualche giorno dopo, circa una settimana dopo. In questo caso il protocollo del 24 aprile, di venerdì, c'è quello per ambienti di lavoro, lo stesso giorno è uscita la versione specifica per i cantieri. È appunto, più o meno le indicazioni sono le stesse, però appunto adattate ad un contesto di cantiere, e quindi naturalmente chi ha a che fare con i cantieri invito alla ricerca, molto facile anche il protocollo cantieri 24 aprile, e si trova subito. Sì, confermo, non c'è l'obbligatorietà della misurazione della temperatura. Ecco. Per ora ho avuto anche alcuni confronti, insomma, ecco, alcune ispezioni dello SPISAL che l'hanno indicata come una misura di miglioramento, insomma, ecco, quindi non veniva, insomma, ecco, non viene indicata come obbligatoria. Ecco. Naturalmente bisognerà fare un'analisi, insomma, ecco, di ciascuna situazione per capire, tanto fornirsi di un termometro, insomma, ecco, e poi capire se farla a campione, se farla a tutto il personale, a chiunque entra, anche gli esterni, oppure solo agli esterni, anche al rientro dopo la pausa pranzo, insomma, ecco, ripeto, sappiamo che la temperatura è un aspetto, per carità, da considerare, non è sufficiente, insomma, ecco, quindi non basta stare tranquilli. Sanificazione deve essere certificata? Beh, no, io direi che la scheda di sicurezza del prodotto che viene utilizzato, in caso di controllo, beh, in alcuni casi intanto c'è un contratto. Se la sanificazione viene fatta da una ditta esterna, ci sarà magari la stessa ditta che viene a fare pulizie normalmente, ecco, ci sarà un contratto dove viene ampliato l'attività, vengono previste interventi in più,
è bene che l'impresa anche comunque consegni sempre la scheda di sicurezza del prodotto impiegato. Poi ci sono anche come effettuare questa sanificazione, quindi DP che deve utilizzare il personale, diciamo, dell'impresa di pulizia nel caso di esterni. Certo, se invece l'attività viene svolta internamente, bisogna individuare le persone, fornirgli insomma intanto il prodotto, la scheda di sicurezza o comunque le modalità di diluizione, anche insomma ecco una formazione, ecco, perché comunque non è sempre un prodotto chimico, è sempre un'attività importante, è bene assicurarsi chi la faccia, insomma. Se nel caso di un subappaltatore, quindi del proprio personale, per la misurazione potrebbe bastare quella fatta dal proprio datore di lavoro. Non è chiarissimo. Quindi, ripeto, non è obbligatorio, quindi insomma, ecco, posso anche, ecco, adesso sto vedendo per quello che riguarda i cantieri, alcuni PSC, alcuni coordinatori che richiedono obbligatoriamente una misura della temperatura a casa. Cioè l'indicazione che ognuno prima di accedere al cantiere misuri la temperatura. Lascia il tempo che trova, però comunque insomma, partiamo dal fatto che non è obbligatoria, quindi poi chi la misura con quali modalità, ripeto, sempre rispetto alla privacy, poi va bene. Quando sono obbligatorie e tutte nelle lavorazioni inferiori a 1 metro? Ecco, qui non si entra nello specifico. Dipende anche dall'attività che si sta svolgendo. Quindi se sto svolgendo un'attività, quindi diciamo dove c'è uno sforzo importante, e quindi lì in quel caso IDP, la mascherina potrebbe non essere sufficiente e quindi potenziare con occhiali, addirittura tuta, si parla anche di, insomma, di cuffie, ecco, quindi non ci sono delle indicazioni chiare in merito a quando utilizzare le tute, ecco. Quindi ricordiamoci che è un virus respiratorio, quindi insomma ecco, il rischio qual è? Ecco, che ci siano degli indumenti che poi uno non si riporta a casa, quindi negli spogliatoi la possibilità di cambiarsi e quindi di prima lavarsi le mani, insomma ecco, poi appunto procedere appunto al cambio di abiti per evitare appunto il portarsi insomma ecco, questi virus appresso, ecco. Però delle indicazioni su quando la tuta, anche qui bisogna capire cosa si sta facendo, insomma. Sicuramente arriveranno, insomma, ancora sicuramente le sanzioni dallo Spisal, se ci sono, ripeto, carenze, la sospensione dell'attività non viene da sola, insomma. Ecco. Allora, se la quarantena preventiva non è prevista con, se qualcuno quindi risponde alla domanda, se qualcuno ha avuto qualche linea di febbre, cosa devono fare i colleghi? No, finché hai qualche linea di febbre, quindi non c'è la positività, non è prevista alcuna quarantena, insomma. Ecco. Di sicuro deve informare il proprio medico di base, la persona interessata. Allontanarsi dal lavoro, beh, se l'ha avuto durante la notte non deve neanche recarsi al lavoro, ecco. Comunicarlo all'azienda, l'azienda, il comitato, quindi tramite anche il medico competente, stabilirà cosa fare, insomma, ecco. Ad oggi, se qualcuno ha avuto una linea di febbre di notte, non è previsto, insomma, io individuerei intanto chi ha avuto contatti stretti con questa persona, ok? Per capire, insomma, ecco, intanto comunicargli, non vedo più un loro collega, è sotto controllo, o meglio, è a casa, il suo medico di base potrà richiedere il tampone, fin tanto che non fa il tampone, fin tanto che poi il tampone non risulti positivo, non è obbligatoria la quarantena preventiva, insomma. Ecco. Sulla fragilità è un grosso problema, sui lavoratori fragili. E allora, intanto il protocollo richiama la verifica al medico competente. E capite bene che però il medico competente non ha sempre le informazioni, insomma, ecco, per stabilire ciò. Comunque dovrà interfacciarsi con il medico di base, insomma, ecco,
Intanto la sorveglianza sanitaria non va interrotta. Magari rallentare, insomma, ecco, non mi trovo. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità, patologie attuali o pregresse e provvede alla loro tutela. Quindi qui un grosso punto, insomma, ecco, in rosso è lasciato dallo stesso appunto, protocollo, perché è una criticità. Insomma, ecco, il medico competente bisognerà coinvolgerlo, capire di interfacciarsi, insomma, la possibilità di interfacciarsi con situazioni note, oppure lo stesso lavoratore può richiedere una visita medica. Sapete che le visite mediche possono essere fatte anche su richiesta del lavoratore. Ecco, questa forse è la migliore indicazione che può essere data a ciascun lavoratore. In caso di appunto fragilità o situazioni particolari, richiedere magari inizialmente anche soltanto un contatto telefonico con il proprio medico competente, oppure una vera e propria visita su richiesta per capire la propria situazione in base al contesto aziendale. Dipende principalmente dall'attività svolta, o meglio dalle persone, dal flusso, insomma, ecco, di persone con cui si viene a contatto. Esatto, sì, confermo. Stefano Picco. Allora, per ora appunto c'è soltanto asporto, quindi ci saranno sicuramente distanze da rispettare, delle indicazioni particolari. Quindi per ora sull'asporto, insomma, quindi per i lavoratori che comunque hanno a che fare con le utenze, qualora non ci sia, quindi non ci siano dei pannelli, delle protezioni per mantenere la distanza, è necessaria mascherina e guanti, insomma, ecco, anche soltanto per lo scambio del resto, insomma, ecco, la consegna del prodotto. Quando le regole per l'apertura dei locali pubblici non sono contemplate nel protocollo, sicuramente usciranno a breve, mi auguro. Ok, io mi fermerei qui. Se uno si contamina al lavoro, allora viene inquadrato come infortunio. Il problema è appunto assicurare, insomma, capire dove è stato contaminato, insomma, ecco, dove si è creata questa situazione. Diciamo, le situazioni finora vissute non sono state gestite dal mio punto di vista come malattia professionale, infortunio sul lavoro, perché appunto non c'era certezza, anzi c'era la certezza, insomma, che non fosse avvenuto, insomma, piuttosto che in famiglia e in altre situazioni. Però sì, l'indicazione è questa, insomma, che se si ha la certezza che il contagio è avvenuto nel lavoro, a tutti gli effetti non deve essersi. Pianificazione delle docce dopo ogni uso. In una fase iniziale capire anche se effettivamente fare utilizzare le docce, insomma, ecco, quindi bisognerà porsi anche questa domanda, ecco. Quindi capire, insomma, ecco, perché comunque da un lato c'è abbondanza di acqua e sapone, insomma, ecco, per il discorso del virus, però dall'altro le superfici appunto a contatto sono innumerevoli. Quindi in una prima fase capire se davvero le docce per il personale sono, insomma, ecco, uno spazio, insomma, ecco, che come gestirle, insomma, ecco, quindi come utilizzarle in base al numero di chi li utilizza e quindi, insomma, ecco, la misura individuata deve essere un po' su misura, ecco. Non escludo anche la possibilità di sospenderle, insomma, ecco.